Gianni Montesella, oggi un'inaugurazione importantissima, la pista ciclabile di Crevada e al via poi anche i lavori della pista ciclabile di Susegana. Sì, oggi colleghiamo praticamente gli estremi della frazione di Crevada ai comuni vicini, cioè da una parte a Refrontolo e dall'altra parte a San Pietro di Feletto. È un'opera comunque non completa, ma perlomeno mette insieme le discese dai colli e permette la viabilità di essere allacciata alle strade secondarie e poi seguirà. Ecco, l'attenzione massima per il comune verso la mobilità lenta. Eravamo partiti, ricordavo proprio ieri sera, noi con un sogno di questa legislatura, cioè questa era già anche appaltata, non mi ricordo bene se fosse stata appaltata, ma il nostro desiderio era di mettere in circuito Crevada su Susegana e poi le tre frazioni principali. Le tre frazioni principali abbiamo appaltato e sono iniziati i lavori del primo stralcio, cioè da Ponte della Priula a Susegana. Adesso metteremo in piedi il piano finanziario per la parte terminale, il secondo stralcio, in su unica soluzione, che però è pesantissimo economicamente, da dove finisce il secondo stralcio a Ponte Perillo e realizzeremo la rotatoria di Susegana. Avremo completato quell'anello perché nel frattempo rifaremo le pavimentazioni della prima pista ciclabile, quella che dal Borgo Maglio di Colfosco porta all'abitato di Colfosco. Sarà completamente rifatto, la parte superficiale messa in sicurezza perché si è ammalorata in maniera impressionante.